Un benvenuto agli amici di Corrente in Movimento dalla Fondazione Fenice Onlus e dal Parco Fenice delle Energie Rinnovabili. Io sono Andrea Grigoletto e sono il direttore tecnico del parco e oggi ho il compito un po' di illustrarvi quella che è la nostra realtà. La Fondazione Fenice e il relativo parco nasce 10 anni fa per iniziativa congiunta del Consorzio Zona Industriale di Padova e degli scout laici del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. E a contribuire alla realizzazione di questo parco è stata anche la Regione Veneto e la Fondazione Cassa di Risparmio. In questi 10 anni abbiamo avuto numerose classi e gruppi che sono venuti a visitare il nostro parco, in quanto abbiamo messo in piedi una serie di tappe rivolte al mondo dell'energia e all'ecosostenibilità. In particolar modo abbiamo messo in piedi 6 postazioni fotovoltaiche mono e policristallino ad inseguimento, 3 pale microeoliche di diversa concezione ingegneristica, un percorso relativo alle biomasse con 30 ettari di biomasse messe a dimora all'interno del Consorzio Zona Industriale di Padova, un apiario all'interno del quale facciamo biomonitoraggio della qualità dell'aria attraverso i bioindicatori che sono le api ed infine una serie di attività formative rivolte alla formazione delle imprese del territorio. Ultimamente, proprio il 17 giugno, avremo il piacere di inaugurare anche l'ostello didattico che da 7 anni ci vede coinvolti in un grosso processo di ricerca di finanziamenti e un centro di formazione dove potremo esprimere meglio tutte le attività formative per le aziende e i soggetti del territorio. E ultimamente siamo anche riusciti a vincere alcuni progetti a livello europeo, alcuni come per esempio il progetto MADE, sono progetti che abbiamo fatto in collaborazione con l'Enea di Roma e ci hanno permesso di essere accreditati presso il sito delle ACI come buona prassi presso la Commissione europea.